Blitz contro l''ndrangheta dei carabinieri di Reggio Calabria, 12 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 11 in carcere e 1 agli arresti domiciliari e 23 decreti di perquisizioni locali nei confronti di indagati ritenuti affiliati alla Cosca Ruga, attiva nei comuni della vallata della Fiumara Stilaro. Scoperto un sodalizio criminale con base operativa a Monasterace che spacciava cocaina e marijuana nell'Alto Ionio Reggino e nel Basso Ionio Catanzarese. L'accusa è di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di sostanze psicotrope. Dramma familiare a Cittanova, piccolo centro del Reggino. Ieri pomeriggio un uomo, Giovanni Curinga, bracciante di 51 anni, ha ucciso al culmine di un diverbio la madre Maria Gerace, 81 anni, ed il fratello Angelo Curinga, 47. Tra l'omicida e le vittime c'erano da tempo contrasti sul terreno di Contrada Barletta che la madre aveva assegnato al figlio Angelo, dove è stato freddato a colpi di fucile calibro 12. Curinga, che si è subito costituito ai carabinieri, aveva lasciato un biglietto per chiedere scusa del gesto che stava per compiere. Il nucleo della Polizia Municipale di Catanzaro, coordinato dal colonnello Girolamo Gallucci, ha eseguito nell'area del mercato agroalimentare di Germaneto una mirata operazione di controllo a campione delle primizie per stabilire la presenza di antiparassitari e di sostanze attive. L'operazione, durata poco più di un'ora, si è svolta in un clima di grande calma in collaborazione con l'azienda sanitaria provinciale. Il personale dell'ASP e gli agenti della municipale hanno prelevato 12 campioni di frutta, superiori ai 250 grammi ciascuno. Ieri mattina in conferenza stampa il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, ha dichiarato concluse le procedure d'appalto di una importante opera infrastrutturale della provincia Abruzia, il primo lotto della nuova superstrada che collegherà Cosenza con Sibari e precisamente del tratto compreso tra lo svincolo Atreo uscita Tarzia e la diga. Per questa opera sono stati investiti 30 milioni di euro che sono stati aggiudicati all'ATI Consorzio Stabile Olimpia, impresa Lungarni SPA. Ha fatto tappa a Catanzaro il Sara Racing Weekend, svoltosi quest'anno nell'Auditorium Aldo Casalinuovo. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Geometra Petrucci del Maresca e del Liceo De Nobili, che hanno incontrato l'ex pilota di Formula 1 Andrea Montermini, che ha dispensato consigli sulla guida sicura. All'incontro erano presenti l'assessore provinciale ai trasporti, il direttore di Automobil Club e il responsabile eventi Sara Assicurazioni. Nella sala del Consiglio di amministrazione dell'Unical è stato presentato il simposio internazionale The Contribution of Hard Science to Medical Education, in programma domani nell'Aula Magna. Si tratta di un incontro sul trasferimento di conoscenze delle scienze chimiche e fisiche alle discipline biomediche. Alla conferenza erano presenti il professor Sebastiano Andò, il direttore del Dipartimento di Chimica Giovanni Sindona e il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Cosenza Eugenio Corcioni. Il passaggio di Ulisse tra Scilla e Cariddi, questo è il tema della mostra che è stata inaugurata a Reggio Calabria intitolata 60 anni di storia e in cui Lawrence Ferlinghetti, 91enne poeta e romanziere americano di origini italiane, forse uno degli ultimi esponenti della Beat Generation, ha illustrato in 24 tavole il 12° canto dell'Odissea. La mostra, che è stata già esposta a Roma, ripercorre tutta la carriera dell'artista, dalla lezione dell'espressionismo astratto di de Kooning alla contaminazione con la transavanguardia italiana. Voglia di fare, tanto studio e soprattutto passione, sono questi gli ingredienti per fare bene il teatro secondo Gigi Proietti, che ieri pomeriggio presso la Biblioteca De Nobili ha incontrato i giovani delle scuole di teatro catanzaresi. Accompagnato dall'assessore alla cultura Antonio Argirò e dal direttore generale del Politeama Marcello Furriolo, l'atteso ospite ha risposto alle numerose domande, consigliando ai giovani di lottare per le loro idee. Proietti, dopo le prove generali, aprirà stasera al Politeama la 3 giorni del suo show Di nuovo buonasera. È stato presentato ieri pomeriggio presso la sala consigliare di Isola Caporizzuto il CD Astiochena Antuk Orient a memoria del gruppo di musica popolare Astiochena. Il CD, frutto di 2 anni di lavoro, è stato prodotto dallo stesso gruppo in 1000 copie, con il contributo dell'amministrazione isolitana. Propone 10 brani che alternano la tradizione musicale calabrese a pezzi inediti. Il gruppo ha adottato il nome di colei che leggendariamente fondò Isola di Caporizzuto.